Euroregioni News. I Luzzatto in Friuli. La famiglia israelita dei Luzzatto tra l'Ottocento e il Novecento si distinse per uomini e donne che brillarono in Friuli Venezia Giulia e oltre nel commercio e nella produzione industriale, nella politica, nel mondo accademico e nell'informazione e per patriottismo risorgimentale. Nel libro I Luzzatto del Friuli, edito dalla Nuova Base con il contributo della Fondazione Friuli, l'autore Valerio Marchi racconta la storia di questa famiglia in modo avvincente con dovizia di particolari e rigore storico. A seguire l'audio integrale della presentazione del libro I Luzzatto del Friuli, avvenuta nel Salone del Popolo in Palazzo d'Aronco a Udine il 23 gennaio 2020, con interventi di Vittorio Zanon della Nuova Base editrice, Giuseppe Morandini, presidente della Fondazione Friuli, Valerio Marchi, autore del libro, Alessandra Pergolese, che ha letto alcuni brani tratti dal libro, del giornalista Paolo Medeossi in dialogo con l'autore e dell'assessore alla cultura del comune di Udine Fabrizio Cigolot. Ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale che qui ci ospita nella persona dell'assessore Cigolot. Devo ringraziare Giuseppe Morandini, il presidente della Fondazione Friuli, perché ci ha sostenuto in questo importante progetto editoriale. E da ultimo, ma non per ultimo, ringrazio Valerio Marchi che ha voluto onorarci della sua firma per la Nuova Base per questo prestigioso volume. L'amico Medeossi, dialogando con Valerio, ci porterà immediatamente nell'atmosfera che questo libro, con maestria l'autore ha saputo raccontare, ci farà scoprire, oltre che una famiglia importante, oltre che siamo nel periodo della memoria e ci fa ricordare un problema di delicata attualità, ma miracolosamente ci porta sulle nostre terre. Ci porta sulle terre del Friuli e ci fa con magia vivere nell'universo. Perché sulle terre del Friuli? Perché leggendo le storie degli uomini e delle donne di questa terra si vive l'atmosfera friulana. Per cui è una lezione incredibile, dove a un certo punto le identità, arricchite da una profonda umanità, da una eccellenza di tempi che nei tempi attuali forse dobbiamo anche ricordare con gratitudine, ha fatto crescere e vivere questa stagione, questa regione, questo nostro piccolo mondo, questa piccola patria che in realtà è effettivamente un universo. Io leggendo, ovviamente, per il mestiere che facciamo dell'editore, ho scoperto cose incredibili, non le conoscevo, spero che altrettanta emozione possiate avere voi. È un libro bellissimo. Io non trovo un modo diverso di iniziare questa presentazione e lo dico non per una formula di cortesia nei confronti dell'autore, ma lo dico perché se provate solamente a sfogliare e a leggere anche a salto questo libro, voi scoprite subito la straordinaria capacità che ha dimostrato l'autore, che ha dimostrato Valerio Marchi, nel riuscire a farci rivivere alcuni pezzi importanti della storia del Friuli nella narrazione di accadimenti di personaggi o di famiglie, come è il caso dei Luzzatto contenuto in questo libro. È un libro moderatamente complesso, ma è un libro piacevole. È complesso perché la famiglia Luzzatto era una famiglia complessa, però è narrato con una prosa, con uno stile molto accattivante, è uno stile che ti trascina nella successione degli accadimenti a catena che vengono narrati, ma soprattutto è uno stile che ti accompagna in quelli che sono stati i contributi che la famiglia Luzzatto ha dato a questa regione. E sono contributi, non a caso dico regionali, perché in quasi tutte le province qualcosa riconducibile all'attività dei Luzzatto esiste. E sono campi operativi fondamentali perché sono stati protagonisti nell'economia, nell'imprenditoria, nell'impegno pubblico, nella socialità, anche nella politica. E abbiamo la possibilità
di ricostruire passaggi e ambienti grazie all'attività di questa famiglia. Una nota finale la riservo proprio sull'apparato note di questo libro, una cosa fantastica. Io ringrazio veramente l'autore, perché è raro trovare una completezza di note a fine di ogni capitolo, con grande richiamo e grande rispetto di tutte le fonti, ma anche con grande senso dell'approfondimento e di come deve essere fatta la valutazione storica degli accadimenti. Ringrazio da ultimo il nostro amico Vittorio Zanon, lo ringrazio di cuore perché ha sempre la grande capacità di coinvolgerci in progetti di grande spessore, in progetti prestigiosi e in progetti che hanno un grande impatto per le nostre comunità. Grazie ancora. Buonasera, grazie per l'introduzione, per la presenza. E adesso cominceremo, dopo una breve carrellata di immagini, con una lettura che tratta dal libro, che sarà tenuta da Alessandra Pergolese, che anche ringraziamo. Farà una lettura iniziale e una finale. Prima volevo proprio velocemente scorrere immagini che voi poi vedrete, quindi non mi soffermo, dico soltanto qualche cosa. Il libro ha parecchie immagini, poteva averne anche di più se per quello, ma dopo diventava veramente esagerato. E circa le note, sono felice che qualcuno, ovviamente chi è abituato a leggere libri, le abbia apprezzate. Poi so benissimo che giustamente la maggior parte dei lettori non le leggerà o le consulterà in modo occasionale quando sarà interessato a farle. Lo scopo è quello, chiaramente. Però è qualcosa che in un libro di questo tipo, come altri libri che ho fatto, è assolutamente doveroso, scientificamente proprio, no? Poi la narrazione chiaramente ha un altro tono. Questo è un grande Luzzatto vissuto fra 7 e 800, detto Chadal, Samuel David Luzzatto, era di San Daniele la famiglia, lui però nacque a Trieste. Questi sono, perché sono personaggi che poi si interessa citare, no? Allora così li esponiamo brevemente. Mario Luzzatto era di Gradisca, venne a vivere a Udine alla fine degli anni 30 dell'Ottocento. Era un importante imprenditore, partecipò attivamente dal 48 in poi ai moti risorgimentali, e quella era la sua intrepida moglie Fanny Luzzatto, di cui anche parleremo senior, perché poi come vedrete c'è anche una junior. Questi sono alcuni del Luzzatto, al centro la mamma Fanny senior con i figli di cui parleremo, appunto Riccardo, Adele, Attilio, Arturo, Adolfo. Fra i documenti ho utilizzato un po' di tutto, anche cose molto, molto belle, molto a volte commoventi, come un testamento. Non si legge probabilmente, ma fra i nomi del governo provvisorio del 48, in quel mese fra marzo e aprile in cui Udine si liberò temporaneamente appunto degli austriaci, c'era anche Mario Luzzatto. Adolfo partecipò soprattutto alla battaglia di Solferino San Martino nella prima guerra d'indipendenza, era un figlio di Mario, ma poi partecipò anche ad altri eventi risorgimentali fino alla cosiddetta guerra contro il brigantaggio, con tutte le ombre che essa ovviamente ha. Questo era Adolfo con un suo encomio, un suo diploma di merito che ebbe poi dopo le sue imprese guerresche. Questi sono i friulani dei 1000, ringrazio la Biblioteca Iopi, i Musei Civici, la Fondazione Guido Ludovico Luzzatto e tutti coloro che mi hanno fornito delle immagini. I crediti ci sono nel libro. Questo è Riccardo Luzzatto, vedremo proprio la prima lettura fra poco, che 18enne, il più giovane fra gli universitari dei 1000, partì scappando di casa per andare con Garibaldi in Sicilia e dopo fu protagonista anche sull'Aspromonte, nel Trentino nel 66, fino addirittura alla prima guerra mondiale. Con queste bellissime lettere che sono custodite proprio qua a Udine nei Musei Civici, con le quali cominciava annunciando proprio parto per la Sicilia, è il linguaggio ottocentesco ovviamente. Lì vedete il monumento a Garibaldi, che era il grande punto di riferimento. Sono tutti
sono tutti contesti molto retorici, ovviamente, sono quelli dell'Ottocento che io ho voluto ricostruire senza dare giudizi di valore. Dopo, oggi noi abbiamo altre sensibilità, ovviamente altri giudizi storici, ma abbiamo cercato di ricostruire come vivevano queste persone all'epoca, tutti gli argomenti di cui parliamo. Questo era un articolo comparso sul Messaggero su una bandiera, un tricolore che le donne udinesi mandarono a Reggio Emilia nel 60. C'era questa usanza di cucire proprio delle bandiere, farle girare, salvarle, preservarle dal nemico. Si entra veramente in un clima oggi per noi lontano, ma un po' epico sicuramente. E questi sono i due fratelli, una bellissima immagine che abbiamo messo in copertina proprio perché vedete un fratello, Adolfo, con la divisa dei bersaglieri, quindi nell'esercito regolare, e quell'altro invece garibaldino. I due si trovarono l'un contro l'altro armati, possiamo dire così, sull'Aspromonte nel 62, però come vedete si volevano bene, anche se poi la cosa dell'Aspromonte finì in modo abbastanza così problematico, diciamo. E questo è un altro Luzzatto che combatté nel 66, Giobatta, che poi morì a Sequals. La bandiera ricucita dalle donne, questo era un episodio di Custoza del 66, quando un gruppo di soldati italiani fu assediato e catturato dal nemico, ma prima di essere catturati bruciarono l'asta della bandiera, la fecero a strisce, a pezzi, se la nascosero nelle divise, con la promessa poi di ricomporla quando si sarebbero ritrovati. Si ritrovarono e fra le 3 donne che ricucirono questa bandiera c'erano proprio 2 Luzzatto qua di Udine. Questi sono Adele e Graziadì Luzzatto, marito e moglie, in un bellissimo ritratto che ho trovato, 2 ritratti che ho trovato a Milano e abbiamo fatto pervenire come dono qua al Museo del Risorgimento di Udine. Questo è il Riccardo, partito diciottenne coi 1000, che poi va volontario alla Prima Guerra Mondiale, diremo perché, no? Queste sono alcune foto di Riccardo Luzzatto, che è uno dei principali protagonisti da giovane fino a più anziano, come vedete, in varie versioni, con la barba lunga, senza la barba, eccetera, eccetera. Questo non è più niente, non so perché. Ecco, questo qui sono documenti, passaporti e altre cose di cui anche mi sono avvalso per tutte le informazioni nel caso. Riccardo Luzzatto con la famiglia andò a un certo punto a vivere a Milano, dove stabilì un importantissimo ufficio legale e i suoi discendenti ancora oggi proseguono questa attività sia a Milano sia in Israele. Qua è con suo figlio Enrico che scrisse un importantissimo libro su marchi e brevetti, marchi non io, marchi. E questa a sinistra, vedete quel libro ai giovani d'Italia, un libro firmato da Mazzini per la moglie di Riccardo Luzzatto. Abbiamo avuto qualche problema col computer, mi dispiace, andiamo avanti, comunque fidatevi, era un libro firmato da Mazzini per la moglie di Riccardo Luzzatto, e vicino c'era una figlia di Riccardo Luzzatto e di sua moglie Emilia, morta giovane. Attilio, che era il nipote di Riccardo Luzzatto, divenne un importantissimo editore e fu direttore di vari giornali, fra cui La Stampa, La Ragione di Milano, fino alla Tribuna Illustrata, un giornale molto innovativo a Roma. Morì prematuramente nel 1900. E vicino c'è invece Moisè, un altro parente, che fu per 25 anni vicepodestà di Trieste e molte altre cose. Ecco le donne, c'è una Fanny Junior che fu un'infermiera come sua mamma Adele, eroica, fu anche decorata con medaglie al valore militare. Vicino c'è una Adele vecchia, Adele era quella prima assieme al marito in quei 2 ritratti, con Fanny, sua figlia, in un'altra foto. Qui ci sono Fabio e Oscar Luzzatto. Oscar Luzzatto sulla vostra destra fu un importante medico, quindi un grande professionista, un grande medico, anche scrittore, umanista, lo chiamavano proprio il medico umanista. Ce n'è molto bisogno oggi, come ce ne sono, di medici umanisti. E a sinistra vedete Fabio Luzzatto, che non tutti lo sanno, udinese, anche lui, fu uno, fra le tante cose, mazziniano, poi socialista, antifascista, perseguitato dall'Ovra, fuggì in Svizzera durante le persecuzioni come il fratello Oscar, fu uno dei solo 12 docenti universitari su 1200 che nel 1931 rifiutarono il giuramento di fedeltà nel loro insegnamento al Duce, rimettendoci la carriera e la pensione. Questa è Casa Luzzatto a Udine, credo che tutti riconosciate via Paolo Sarpi, dove c'è una lapide per Paolo Sarpi, che era un tipico all'epoca simbolo massonico, e c'erano molte attinenze con la massoneria da parte non solo degli ebrei friulani ma di molti ebrei.
di molti friulani e udinesi, a prescindere dalla loro provenienza. Con l'inaugurazione del busto di Paolo Sarpi, se vi capita leggete quello che c'è scritto, perché è uno spettacolo, quando passate di là, oppure nel libro, il 20 settembre 1912. Questa è una ex casa di Luzzatto a Pavia di Udine, dove aveva uno stabilimento serico, erano infatti impegnati con le filande, con la produzione della seta. Oggi è di proprietà di altri, mi avevo fatto una fotografia di come oggi, non ne ho trovate dell'epoca. Questa è la cappella della famiglia Luzzatto a Udine, nel cimitero di San Vito, dove ci sono dentro varie targhe, come quella che vedete, quella di Riccardo Luzzatto, ma ci sono quelle degli altri familiari. Esempi di discendenti di Luzzatto nel mondo, ecco la Luzzatto and Luzzatto, questo a Beersheba in Israele, che mi ha fornito parecchie fotografie e documenti. Questo invece è sempre un discendente di Luzzatto, Guido Lodovico Luzzatto fu un importante critico d'arte che istituì poi a Milano questa fondazione, della quale anche mi sono servito del suo archivio, che molto gentilmente mi hanno messo a disposizione. E in ultimo vedete Gadi Luzzatto Voghera, anche lui un discendente di Luzzatto Friulani, che attualmente è il direttore del CEDEC, cioè del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. Ecco una breve schermata di immagini che adesso poi continueremo a far vedere, ma voi seguite qua il discorso. Introduco così brevemente la lettura, vediamo proprio l'episodio, qualche brano degli episodi che riguardano la partenza di Riccardo Luzzatto da Pavia, perché era andato lì a studiare giurisprudenza, da Pavia, senza dire come? Milano. Sì, Di Milano, Pavia di Milano. Sì, scusa. Perché no, sempre Pavia di Udine. Vedete perché è importante avere qualcuno vicino, no? Giustamente, ho detto Pavia, è chiaro. Pavia di Milano, perché era andato lì all'università, non c'era università a Pavia di Udine, giustamente, e da lì cercò di partire senza avvisare i genitori, che poi lo vennero a sapere, la madre lo inseguì fino a quarto, e lì ci sono delle storie che adesso appunto leggeremo. Chiedo allora ad Alessandra Pergolese di avvicinarsi gentilmente e di prendere il microfono. Grazie. Il 3 maggio 1860 il 18enne udinese Riccardo Luzzatto, in procinto di partire con i 1000, scrive al padre Mario da Pavia, dove frequenta l'università. Nel momento in cui mi dispongo a compiere uno degli atti più importanti della mia vita, provo, miei cari, più che mai, il desiderio di espandere il mio cuore nel vostro. Ed è appunto per questo che oggi vi scrivo. Io parto per la Sicilia. L'amor patrio ch'io altra volta trattenni e dominai con l'amore filiale, or trabocca e ha il sopravvento. Non poteva il figlio di Mario e Fanny Luzzatto mancare all'appello della grande patria italiana. La lettera non potrà raggiungere i genitori che nel frattempo si trovano a Milano prima della sua partenza, ed è proprio questo che egli desidera, perché ha deciso di presentare loro il fatto compiuto. Scrivendo, Riccardo si giustifica con i genitori spiegando di non aver chiesto il dovuto permesso unicamente per non metterli in difficoltà, per non imporre una lacerante scelta fra l'amor di patria e l'amore verso il figlio. Comunque sia, si dichiara fiducioso di salpare con la loro benedizione. Oltretutto, appena saputo dell'imminente spedizione, ha convinto un amico del papà Mario, tale Castelli di Pavia, a prestargli i soldi per arruolarsi e salpare. Lo stesso Castelli, però, non ritenendo giusto tacere la verità ai genitori di Riccardo, li informa. Fanny, appresa dall'amico Castelli la notizia dei veri piani di Riccardo, dichiara sì di non volersi opporre alla sua partenza, ma anche di non potersi esimere dal salutarlo di persona. L'incontro tra la mamma, accompagnata da Graziadio Luzzatto, e Riccardo ha luogo nell'imminenza dell'imbarco a tarda sera, sulla spiaggia di Quarto. Nel suo quaderno Fanny esprime dapprima la sorpresa. Oh, egli mi ingannava. Non andava a Pavia per continuare i suoi studi, ma per unirsi ai compagni e fuggire.
quindi ripercorre le tappe dell'incontro. Avendo appreso dopo ore di ricerca a Genova che il raduno degli studenti di Pavia è previsto in un certo punto della riva del torrente Bisagno, lo raggiunge a tarda sera il 5 maggio, sotto una pioggerella insistente. Trovato Riccardo, che a bordo di una carrozza si sta avviando all'imbarco assieme ad altri giovani, si sente dire: «Mamma, non posso fermarmi. La barca che ci deve condurre sul vapore, che è poco distante, giungerà subito. Addio dunque». Dopodiché, ricevuto dal figlio un bacio, la madre lo rassicura dicendo: «Avrò il coraggio di vederti partire». Verso le 3 del mattino giunge un'imbarcazione su cui i garibaldini devono partire. A bordo c'è Benedetto Cairoli. I giovani, entusiasti, si accalcano prontamente per salire, riempiendo il piroscafo all'istante. Dal canto suo Fanny trova la forza di assistere alla scena senza spargere una sola lacrima, anche se, confesserà, quella barca si porta via una parte di lei e le lacrime le verserà comunque dopo, tornando all'albergo in cui alloggia, dove dirà a se stessa: «Ah, il mio cuore mi predice sventura. Riccardo, figlio mio diletto, forse non ti vedrò mai più». La madre viene tuttavia rincuorata da una missiva del figlio che scrive da Talamone in Toscana il 6 maggio, in occasione di uno scalo durante il quale Garibaldi riesce a procurarsi armi, munizioni e viveri. Riccardo informa di essere smontato da un vapore sul quale era in compagnia di Garibaldi, di essere stato assegnato alla prima compagnia cacciatori delle Alpi capitanata da Nino Bixio e di scrivere da un piccolo paese dei dintorni, e assicura che cercherà di farsi onore e di non smentire al suo nome, il nome dei Luzzatto. L'11 maggio i 1000 sbarcano a Marsala, da dove Riccardo informa i genitori che tutto procede per il meglio. Gli eventi si susseguono impetuosi fino all'ingresso a Palermo, il 27 maggio. Qui, dopo i vittoriosi combattimenti di quei giorni e la capitolazione dei Borbonici, il 6 giugno, Riccardo può ascoltare il discorso d'encomio e di ringraziamento pronunciato da Garibaldi. Riccardo ha il morale alle stelle. L'eccitazione per l'impresa lo fa sentire non solo partecipe di un momento storico decisivo, ma anche inviolabile, come se fosse protetto da una forza superiore. Così, infatti, si esprime il 1 giugno 1860. «Non temete per la mia vita e salute. Ho la ferma convinzione che un angelo tutelare mi riserva ancora gli affetti adorati dei miei cari. Mamma mia, io sono contento, sto benissimo e non ho altro desiderio che quello di sapervi contenti e fidenti nella nostra buona stella. Spero che tutti voi starete bene e di buon umore. In quanto a me, non potrei desiderare maggior prosperità e salute. Io sono in perfettissima salute ed ho provato una volta di più che sono invulnerabile». Questo aspetto rientra proprio nella tipologia della camicia rossa, che succhiava il latte del coraggio dal petto del condottiero. Infatti Garibaldi attaccava, sempre e comunque, senza paura alcuna. È diventato un neologismo. Alla garibaldina, o la va o la spacca. A Garibaldi andava sempre. Ecco, così sembra bello. Difatti stavo decidendo che sarebbe bene fare l'audiolibro a questo punto, renderebbe ancora di più. Benissimo, passo la parola a... possiamo usarli tutti e due, a Paolo De Ossi, che ringrazio. Buonasera. Questa è la storia di Riccardino, 18 anni, che ritroveremo nel 1915, quindi 60 anni dopo, sul Carso, perché lui, come un po' sappiamo, perché dalle anticipazioni
su questo libro, volle arruolarsi, aveva 73 anni, a quel punto non c'era più la mamma che lo tratteneva, ma c'era tutta la famiglia, nipoti, non andare, lui partì, però non fece come D'Annunzio che faceva le cose spettacolari sugli aerei pilotati dagli altri, eccetera. No, lui andò sul Carso, tenente di fanteria, no? E quindi cioè, è una cosa incredibile, era uno dei più giovani coi 1000, era sicuramente uno dei più anziani, però non negli stati, nello Stato Maggiore, cioè non era qui all'Ostellini con Cadorna, eccetera, no, era lì sul Carso, è veramente una storia incredibile. Ha fatto bene Valerio Marchi a farvi vedere queste immagini, perché se non avete il libro, se non conoscete in maniera approfondita la storia, magari vedete vari personaggi. Adesso noi cercheremo un po' di ricollegare queste storie, questi Luzzatto, perché alle volte si sposano tra Luzzatto, anche succede anche questo, poi tutto diventa apparentemente più complesso, però è molto agile la lettura. Tra l'altro io, dopo aver letto il libro di Luzzatto, sono tornato in bicicletta verso il cimitero, sono andato a vedere la cappella, che poi la trovate facilmente quando entrate dal lato di via Martini, che è quello dove c'è la lapide con i partigiani fucilati. Tra l'altro la via che porta lì, che accanto c'è il centro commerciale, è dedicata a Mario e Riccardo Luzzatto, quindi è lì subito sulla sinistra. La prima tomba che trovate è questa che avete visto, e se cuccate dentro ci sono tutte le lapidi. Quella di Riccardo Luzzatti riporta la scritta dal Volturno a Gorizia. Ecco, dico anche questa, nel cimitero di San Vito ci sono 3 tombe storiche abbandonate, insomma una è questa, indubbiamente, non so per quali motivi, l'altra è da Ronco e la terza è quella di Bonaldo Stringa, il primo governatore della banca. Sono 3 tombe un po' così, non so per quali motivi, però è così. La storia di Luzzatto è una storia che ci fa, no, adesso faccio la domanda perché dialogheremo con Valerio, che ci riporta in un risorgimento che insomma non c'è mai stato raccontato così, perché è un risorgimento dove ci sono gli ebrei, no? Ci sono le donne, perché abbiamo visto ripetutamente Fannie, Adele, qua, che hanno un ruolo, non è un ruolo marginale. Se la mamma prende parte e va a quarto dal figlio e neanche per trattenerlo, quasi per salutarlo, c'è un buon motivo. Le donne hanno un ruolo fondamentale, come un'intuizione che a me è venuta però leggendo il libro di Valerio è questo, che chi in quella situazione nell'Ottocento cercava una sua emancipazione, un suo riscatto, gli ebrei, l'emancipazione femminile, gli ebrei, eccetera, comunque fece proprio anche il riscatto italiano, no? Il risorgimento è un risorgimento di ebrei e di donne come forse non è mai stato raccontato. Cavour aveva il suo segretario, era ebreo, è importante anche questa presenza, anche se non numerica, perché bisogna anche fare i conti con i numeri, no? Quanti erano, come agirono. Per esempio una cosa che a me personalmente ha sempre colpito, quando nel 1938 Mussolini salì a Trieste per annunciare le leggi razziali, dico, ma quanti erano questi ebrei che ci minacciavano, il nostro arianesimo, eccetera. Se andate a vedere, gli italiani erano 43 milioni e gli ebrei erano 47.000. Quindi lui annuncia nella città più ebraica d'Italia, che è la Trieste, che ne va 6.000, annuncia le leggi razziali, quindi con una minaccia, cioè avete capito cos'è la propaganda, no? Quindi questa cosa mi ha colpito. Però la presenza degli ebrei, la presenza per esempio degli ebrei, questa famiglia in una città come Udine, attraverso il Luzzatto, attraverso il Morburgo, che pur erano imparentati con loro, lo possiamo capire, anche perché queste famiglie erano qui ovviamente per vicende anche economiche e commerciali legate a una grande pagina dell'economia di quel tempo, che viene spiegata benissimo in un capitolo proprio apposito nel libro, cioè quello dell'industria della seta e il commercio della seta, però ebbero anche un ruolo politico-amministrativo. Per esempio tra il Luzzatto, noi parleremo fra un attimo di questo grazie a Dio Luzzatto, che fu anche prosindaco ma anche sindaco di Udine in una fase importante, perché sostituì il sindaco Pecile che si era dimesso, no? Quindi per esempio quando arrivano le feriere a Udine trovate grazie a Dio Luzzatto, quando arriva la stazione ferroviaria trovate, quindi sono delle decisioni anche importanti. L'altro monumento a Vittorio Emanuele II anche, che no? È una storia straordinaria quello del monumento, dopo magari vediamo di raccontarla, perché lì bisogna fare i conti poi col vescovo, con l'arcivescovo, perché ovviamente Udine, cioè tutto questo mondo, Udine è gestita come altre città da radicali, da liberali eccetera, non era un sentimento antireligioso ma anticlericale sì, e quindi l'arcivescovo, che tra l'altro
era un friulano. Nella storia del quasi 2000 anni tra il patriarcato e arcivescovato di Udine, di friulani trovate due, no? Pietro Blollo, Monsignor Pietro Blollo, che è morto recentemente, e trovate nell'Ottocento Andrea Casasole, che era di Maiano, che pur essendo friulano eccetera si barricava dentro il palazzo del Tiepolo perché appena usciva subiva delle manifestazioni. In quella fase avvenne appunto l'inaugurazione del monumento di Garibaldi, il sindaco era grazie a Dio Luzzatti, c'è tutta una pagina che se poi Valerio vuole ricordarla è molto interessante. Comunque, ecco, per farlo breve, giusto per darvi dei motivi di cos'è, per accendere così dei motivi di attenzione attorno a questa famiglia che qui arriva dal Goriziano sicuramente, pur avendo delle origini tedesche, proprio alle origini all'inizio della loro storia, arriva tra inizio 800 e 1838 arriva Don Mario Luzzatto, che è il papà di Riccardo. Però attenzione, i personaggi clou in tutta sta vicenda, che poi sono quelli che poi danno vita a un'ampia parte del racconto di Marchi, sono questo Riccardo Luzzatti, perché ha una storia lunga che arriva appunto patriottica fino alla Grande Guerra, lui morirà poi nel 1923. C'è Fanny, la mamma, personaggione, al centro di un mondo femminile che va sicuramente raccontato, e c'è anche il papà che è un personaggio importante soprattutto in ciò che accade a Udine nel 1848. Questo è un po' tutto il quadro d'insieme. Quindi l'interesse nei confronti dell'attenzione, la ricerca approfondita, appunto arricchita tutte le note di cui si diceva prima su Luzzatto, ha un significato ben preciso. Cioè un racconto, no? Sul Risorgimento come è ancora inedito in gran parte, la ricerca, no? Adesso non per autoesaltarci, però racconta aspetti che non erano stati ancora così analizzati. Io avevo cominciato a parlare di Luzzatto in un mio primo libro, perché ormai è da tanto, dal 2008 che mi occupo di ebrei in Friuli. In realtà avevo cominciato per occuparmi soprattutto dei casi di antisemitismo, antigiudaismo, antisemitismo in Friuli, e questo si ricollega anche alla Shoah, però di fine 800, inizio 900, cioè di quelli che erano i prodromi, no? In qualche modo il retroterra mentale, tradizionale, di avversione nei confronti degli ebrei, che era in questa zona come in altre, soprattutto, non solo, ma soprattutto di matrice clericale, che non vuol dire di tutti i cattolici, no? Ma di quei cattolici più tradizionalisti, conservatori, che vedevano negli ebrei il pericolo, no? Questo pericolo giudaico proprio che veniva proprio dal Risorgimento, no? Perché, come dicevi giustamente, no? Si intrecciano varie emancipazioni, per esempio quella degli ebrei e delle donne, cioè queste persone lottano per se stesse, perché gli ebrei erano discriminati, erano diversi, capiscono che il Risorgimento li può inserire in uno stato di cui potranno far parte, essere come gli altri. Tra l'altro simbolicamente l'ultimo ghetto d'Italia sparisce nel 1870 con la presa. Sì, certo, e quindi qua non c'era un ghetto, però le leggi, no? Comunque discriminatorie esistevano, e loro vogliono cogliere questa grande opportunità prima di tutto per se stessi, questo è chiaro, però nel far questo si appassionano alla loro gente, alla loro patria. Alla fine leggeremo un brano bellissimo proprio, non l'ho scritto io quindi lo posso dire, è una citazione che ci farà capire proprio l'integrazione fra i friulani e gli ebrei friulani in questa zona, e loro si innamorano, si appassionano di queste terre come di tante altre terre in cui vivevano, e se ne sentono parte, e con le generazioni sono, dico così adesso, molto più italiani che ebrei, sono prima italiani poi ebrei. Difatti molti di loro sono poi assolutamente laici, non seguono neanche più tradizioni religiose, non tutti, ma una buona parte di loro. Alcuni si convertono al cattolicesimo, cioè per loro l'aspetto religioso era assolutamente opzionale, ognuno sceglieva quello che desiderava di fare. Qualche famiglia si opponeva di più, qualcuna di meno, ma alla fine facevano le loro scelte, no? E quindi loro sono partecipi di questo movimento risorgimentale in pieno. L'avete visto, questi scritti, dicevo, un po' retorici, oggi ci sembrano un po' da libro cuore, no? E il libro cuore è questo sostanzialmente, però era questo l'ideale, il sentire, no? Era proprio questo. E come vedete lui, un giovane di 18 anni, era pronto a partire, se era il caso a morire, poi si sente vulnerabile, se aveva pure ragione, perché
Perché infatti poi gli va sempre dritta, lui no, Riccardo, altri no però purtroppo, attenzione. Tra l'altro tra gli ebrei che diventano cattolici uno dei più famosi, è Daniele Manin, sapete Daniele Manin che noi gli abbiamo dedicato la via dove c'è la filologica, dove c'è la fondazione, che non c'entra niente con i Manin, ma come mai è un Daniele Manin? Perché lui era un Fonseca, un ebreo, che quindi abbraccia il cattolicesimo e quindi viene adottato dal fratello di Lodovico Manin, che era l'ultimo doge di Venezia. E quindi anche c'è questa storia qua, dice Daniele Manin, no, non c'entra, proprio anche lì un caso di ebrei. Poi c'è questa storia, al centro di questa vicenda c'è la storia dei 1000, no? Che ci appassiona, a me personalmente, i garibaldini, questi 1000, qualcuno in più, 22 friulani, e lì c'è tutta questo quadro con le fotografie, storione perché ci sono anche le delusioni, tra l'altro tu nel libro citi un fatto che dei 1000 che partono, cioè la delusione per come era nato il Regno d'Italia è talmente cocente che 16 dei 1000 si ammazzano, 2 sono friulani, sono storie, uno è Cella, Giambattista Cella, che tra l'altro ha la lapide in via Sarpi vicino a quella di Paolo Sarpi, e l'altro è Marziano Ciotti, che tu citi, che è un personaggio a Gradisca, che si lascia negare nell'Edra. Quindi 16 suicidi perché loro speravano che cosa? Perché poi il Regno d'Italia non mantiene tutte le promesse come loro almeno le intendevano, ovviamente, no? Le cose poi vanno non talmente la passione e il fervore era tale per cui le aspettative erano altissime, 16 suicidi. Sì. Poi qualcuno come Riccardo Luzzatto si inserisce molto bene, fa una grande carriera, è parlamentare dal 1892 fino al 1913, diventa una persona importante, eccetera, cioè riesce in qualche modo a inserirsi, a far parte di questo mondo e adattarsi alla realtà. Altri non ce la fanno per vari motivi, forse non avevano anche delle famiglie così forti alle spalle, un supporto, no, di reti di amicizie familiari, di sostegno così forte, e cedono anche di fronte a disgrazie personali. Andiamo anche un po' per curiosità, vado un po' a memoria. La lapide di Paolo Sarpi, che era un eretico, tutto sommato, Paolo Sarpi era, dicono, originario di San Vito al Tagliamento, era un eretico, ma come mai a Udine c'è questa lapide nel 1912, quindi è significativa del clima politico di quella volta? Però se andate a vedere la lapide arriva grazie ai friulani d'Argentina. E chi era l'animatore dei friulani d'Argentina? Augusto Berghins, che era un altro garibaldino che non si ammazza e va in Argentina. No, lì, da lì potete partire per fare un sacco di considerazioni. Questo vi dà l'idea anche, io ho detto, ero partito con gli studi sull'antisemitismo, al quale corrispondeva poi un forte anticlericalismo dall'altra parte, anche da parte di molti ebrei che facevano parte poi spesso della massoneria locale, come Berghins e come altri, con tutto il loro aspetto di anticlericalismo, e quindi c'era una lotta veramente ferricorda. Chi si immagina un Friuli così posato, tranquillo, solo contadino, no? Ma era un aspetto della città, però, sì, forse. Certo, ecco, la differenza tra Udine e il Contado, come dicono, nasce lì. Per esempio, il personaggio più in vista di Udine era Girardini, che era un radicale. Però Girardini al tredicesimo già no? Certo, quindi no. Le differenze tra come mai queste differenze storiche ci portiamo ancora dietro di tuntità, probabilmente nascono anche lì. Certo, bisogna venire dal Contado alla città e si vive tutto un altro clima, che è un clima vivacissimo. Noi oggi abbiamo tante polemiche, no? alla televisione, sui giornali, sui social, di qua, di là, chi dice una cosa, chi l'altra, diciamo. Ma guardate che solo con la stampa non era tanto da meno all'epoca, ci sono delle cose veramente, dei dibattiti che sfiorano l'insulto, che sfiorano, c'era veramente, adesso parlo in generale ovviamente, durissimi, quindi un confronto politico molto spesso davvero serrato, intenso, qua a Udine, e qua nel quale erano coinvolti anche ovviamente i nostri cittadini. Abbiamo detto le donne, questa Fanny, che poi avrà una Fanny Junior, la nipote. Questa Fanny, questa che a un certo punto prende parte nel 1860 e va a Quarto, quindi lei era a Udine, quindi eri sotto l'Austria, giusto? Sì. E vai là, non per fermare il figlio, per vedere il figlio partire. Che personaggio è? Sono personaggi sicuramente della medio-alta borghesia, no? Anche lì ovviamente dobbiamo distinguere donne di una certa cultura, abbastanza facoltose, delle intellettuali anche, se vogliamo, quindi avevano una loro preparazione, chiaro.
ma donne che anche loro, come dicevamo, sentivano una grande opportunità. Nel mondo ebraico in realtà erano più avanti mediamente, perché tutte leggevano, scrivevano, quindi gli ebrei nella media, quando si forma il Regno d'Italia, sono un passo avanti, sono già più acculturati, alfabetizzati, mentre in Italia buona parte degli italiani erano analfabeti, lo sappiamo, pronti ad affrontare qualunque situazione della vita, che si sono fatti le ossa in tanti secoli, no? di grandi difficoltà. Queste donne colgono anche loro la grande opportunità. Questa Fanny nel suo piccolo qua a Udine però faceva anche delle cose spiritose, ogni tanto nel libro le racconto, no? Che sembrano spiritose ma ne rischiavi la vita per quelle cose, ad esempio colorare col tricolore dei piccioni, mandarli in giro per la città, no? Dice, è uno scherzo, sì è uno scherzo, ma poi rischiavi il carcere, come di fatto suo marito avviene che lo mandano in Boemia, Mario, una specie di Silvio Pellico a quel punto. Innalzare la bandiera sul campanile di nascosto, poi arrivano i gendarmi a vedere, erano cose per cui si finiva in prigione. Solo racconto un aneddoto che è carino. Quando nel 59 prendono Mario, che era stato protagonista già nel 48, marito di Fanny, e questo Mario Luzzatto era uno di quelli che non aveva voluto accettare la resa al ritorno degli austriaci nell'aprile del 48 e quindi era considerato un nemico pubblico, non si era mai sottomesso lui. Nel 59, quando scoppia la prima guerra d'indipendenza, prendono tutti quelli non graditi e li trasportano da qualche altra parte. Il primo è Mario Luzzatto e lo mandano lontano in Boemia, in un carcere molto duro. Quando la moglie viene a sapere che hanno preso il marito, che non aveva fatto niente però in quel momento, era solo potenziale pericolo, va su al comando degli austriaci e pretende in tutti i modi di incontrare il comando, no? La fanno entrare in qualche modo, fa una sfuriata che non finisce più, alla fine esce adesso non mi ricordo che grado aveva questo, comunque il comandante lì austriaco, rispettoso comandante. Sì, esce, c'erano le guardie fuori, Fanny se ne va, e lui guarda le guardie e dice: abbiamo sbagliato. Come abbiamo sbagliato? Non dovevamo mandare in Boemia il marito, dovevamo mandare la moglie. Ecco, e questo vi dà l'idea della tempra delle signore, insomma. Quindi le donne delle famiglie ebraiche emancipate, come diceva Virginia Woolf, avevano una stanza già tutta per loro, perché facevano, scrivevano, agivano. Poi ho letto che avevano fondato una sorta di, cioè il loro mito era Garibaldi, portavano in maniera un po' sovversiva il cappello alla Hernani, cioè quel cappello piegato così, che anche sotto gli austriaci era vietato, no? Perché era il cappello alla calabrese, perché era dei briganti calabresi. E le donne avevano fondato questo bazar Garibaldi, no? Quindi un circolo di filo garibaldine, mazziniane, poi a seconda dei casi, che raccoglievano anche fondi, no? Perché attenzione, quando Fanny va a quarto, la mamma di Riccardo, porta anche fondi dalla famiglia Luzzatto, dal Friuli per Garibaldi, quindi c'erano anche questo tipo di giro economico, no? Che sovvenzionavano proprio le spedizioni. Senti, sto ragazzino, no, che parte e va, abbiamo sentito prima dalla lettura, qual è la storia la successiva di questo ragazzo? Poi lui nel 1915 lui è un interventista, no? Quindi lui manifesta a fianco di Mussolini. Qual è il rapporto suo col fascismo nascente con Mussolini? Ecco, apriamo un'altra bella finestra, no? Perché lui a 6 anni, quando tornano gli austriaci a Udine in aprile, tira agli austriaci i sassi dalle finestre, quindi già il personaggio, la mamma lo deve fermare, eccetera. Poi fa tutto quello che abbiamo detto, fa la sua carriera, e dicendo cosa era successo? Che con i suoi compagni garibaldini aveva fatto quello che avevamo chiamato un patto giurato, cioè se chi sarà di noi ancora in vita quando si dovesse riuscire a prendere le terre irredente, andremo a combattere. E lo fecero, chi era in vita andò alla prima guerra mondiale e lui, ligio al patto giurato, prende e parte. Altri Luzzatto parteciperanno alla prima guerra mondiale, ma lui ci perdeva 73 anni, no? Lui andava e comandava un piccolo plotone
tutti erano terrorizzati ad andare con lui perché con lui non si poteva correre, cioè quando i nemici cominciavano a sparare bisognava camminare. 73 anni, insomma. Ma perché? Perché Garibaldi aveva insegnato che non si corre davanti al nemico, perché se corri davanti al nemico vuol dire che hai paura. Sì, ma 60 anni prima però. Sì, peccato che adesso c'erano le mitragliatrici, però anche in questo caso lui rimane praticamente illeso, salvo una piccola ferita, no? Ecco, il personaggio era questo. Poi l'avvicinamento a Mussolini, Riccardo Luzzatto muore nel 23. Quindi inizialmente lui ha quella adesione che tanti hanno avuto, e non si parla qua di ebrei, si parla di tantissimi italiani, a Mussolini, poi bisogna vedere cosa è successo dopo, no? Perché anche Salvemini all'inizio con Mussolini dice però mica male, dai, tutto sommato, e dopo un po' si accorge che non andava bene. Riccardo Luzzatto è morto nel 23, quindi non sappiamo cosa avrebbe fatto dopo, il vero fascismo doveva arrivare. Questo non toglie che parecchi ebrei aderirono al fascismo, fra cui anche Walpurgo, perché questo va detto, insomma. Poi morì sulla strada di Auschwitz, come si sa, fu sindaco. Ecco, abbiamo citato prima, grazie a Dio, Luzzatto, che era quindi cognato di Riccardo. Zio e cognato al tempo stesso, perché si impara. Attenzione che qua leggermente si... Quindi avevano questi legami familiari, per esempio anche Riccardo Luzzatto era sposato con una sua lontana cugina austriaca, quindi c'erano questi legami. Questo grazie a Dio veniva da Gorizia. Quindi che ruolo ha per Udine? Per Udine ha un ruolo legato prima di tutto alla seta, no? Quindi le filande, lui aveva una filanda a Goricizza, che poi viene anche portata avanti dal figlio Ugo, che per 2 volte, a fine 800 e poi nel 1912, per un periodo, anche 2 periodi, quindi anche sindaco di Godroipo, no? Però poi si interessa un po' di tutto, ma siccome di questo, se permetti, avremo la lettura finale che ricorda tutte le cose fatte da di Luzzatto, lo possiamo un po' rimandare. Ho capito. Mi dispiace. No. Quindi tornando alle donne, abbiamo citato la mamma, però poi c'è una figlia e poi c'è una nipote, sì, no? Figlia. La nipote ha anche a che fare con la prima guerra mondiale, sì. Fanny Junior. Decorata per il suo valore a Cormons. Isa Battistella, che è un'altra eroica, esatto, quindi una delle è la Croce Rossina di Udine che viene raffigurata, se non ricordo, su una copertina del Domenico di Corriere, che spara al generale austriaco, certo. E quindi una delle numerose croci rossine valorosissime friulane che esponevano la loro vita al pericolo pur di curare i soldati feriti. Le aveva insegnato la mamma già dai tempi del Risorgimento. Ci sono dei ricordi bellissimi su Adele, la mamma di Fanny Junior, che era veramente considerata la Croce Rossina di Udine per tanti anni, no? Ci sono dei ricordi molto belli, molto commoventi. E lei, malatissima ormai, gli ultimi tempi della sua vita, Adele, la mamma di Fanny Junior, muore proprio in ospedale mentre assiste i soldati, spende le ultime ore di vita per assistere i soldati e muore. E questo era l'esempio che aveva ricevuto Fanny Junior, che quindi non diventa valorosa per niente. Senti Valerio, dove erano collocati? Dove vivevano in città i Luzzatto? Avevano una casa in via Cavour, quella che oggi è via Cavour, poi lì proprio in via Paolo Sarpi, tutta quella caseggiato lì con gli archi, quella era la casa Luzzatto. C'era anche la biblioteca di Oscar Luzzatto, il medico, una grandiosa biblioteca. Oscar Luzzatto, che poi è morto all'inizio degli anni 60-62, e quando scappò per le persecuzioni nazifasciste in Svizzera assieme al fratello Fabio e ad altri, lasciò qua ovviamente la biblioteca, che fu saccheggiata, devastata, bruciata dai nazisti in gran parte, i nazifascisti. Quindi si è perso anche un patrimonio di biblioteca, perché lui era quel medico umanista, appunto, aveva un'enorme biblioteca che è andata quasi tutta perduta, e c'è stata una sorta di rogo dei libri, se vogliamo, anche qua, perché era nota a tutti la sua biblioteca proprio. E altri personaggi di spicco, tu citavi prima, adesso non ricordo, Attilio. Sì, Attilio è morto a 50 anni, e Attilio poi in Friuli ha fatto un poco nulla, però era udinese, attenzione, è nato a Udine nel 1850, muore nel 1900, e vediamo se riesco a portare era questo, attenzione, vediamo se ce la faccio. No, eccolo qua, troppo in fretta. Ecco, la Tribuna Illustrata. Lui fu un grande innovatore. La Tribuna Illustrata fu il primo grande giornale illustrato in Italia, e fu lui l'ideatore.
a Roma, dopo aver lavorato a Torino, a Milano e altrove. Quindi era un udinese che, come diceva prima l'assessore, aveva poi disseminato, sparso le sue attività in giro per l'Italia, notissimo in tutta Italia, e difatti vedete che la Tribuna Illustrata, che era una delle riviste più diffuse nel nostro paese, gli dedica nel maggio del 1900 un'intera copertina quando è morto, no? Ecco, questi qui sono lui, Fabio, Oscar e altri. Io su di loro ho scritto dei brevi saggi, ma la loro storia completa non è ancora in questo libro. Non è escluso che io faccia un giorno, a Dio piacendo, un'ultima fatica e racconti un po' meglio anche le ultime storie che ho già in parte raccontato ma che potrei raccogliere, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi, come suol dirsi, vediamo. E l'altro è Moisè, se vuoi ne possiamo, quello di Trieste. Sì. Ecco, poi c'è una parte triestina, no? Non funziona più? La batteria. Sì, c'è... noi abbiamo raccontato la parte friulana, poi va anche detto questo, che Riccardo, il garibaldino, si trasferisce a Milano, diventa famoso avvocato a Milano. La parte invece triestina, perché comunque tutti questi Luzzatto arrivano dal versante est, cioè da Gorizia e da Trieste arrivano a Udine. Sì, infatti attenzione, io parlo del Luzzatto che poi hanno avuto queste presenze in Friuli, ma ce ne sono parecchi altri e ce n'erano tanti a Trieste. Se andate nelle carte, nei documenti che riguardano Trieste, trovate tanti Luzzatto, alcuni lontanamente imparentati con quelli di Friuli, altri no. E questo qui, il Moisè, era fratello di Graziadio, Moisè, veniva quindi anche lui da Gorizia, ma si spostò a Trieste. Quindi mentre Graziadio venne a Udine, lui andò a Trieste per affari, ovviamente, per lavoro, ma lì era medico anche lui, però lì si coinvolse in politica e fece appunto il vice podestà e ebbe altre funzioni pubbliche e non solo, anche Graziadio ebbe ruoli importanti nella Banca di Udine, no? In tante altre, nella Camera di Commercio, vi dicendo, e anche lui a Trieste, e fu un personaggio di grande rilievo. Poi vi dico una cosa su di lui, se volete, dimmi pure. No, allora lo dico subito. Quando morì nel 15, quindi senza vedere Trieste in Italia, che era il suo sogno, no? Ma nel 19 gli fu intitolata una via Moisè Luzzatto, che col fascismo fu tolta, divenne via Italo Balbo, perché si tolsero tutte le vie per ebrei, slavi di vario genere, eccetera, eccetera. Fu poi rimessa negli anni 50, quindi oggi voi a Trieste trovate via Moisè Luzzatto, che però ha questa storia che ci ricollega poi alle persecuzioni alla Shoah, no? Quando furono cancellati i nomi indegni, diciamo così, no? Nel periodo del nazismo. Quindi qui il cuore di questa vicenda, di questa famiglia, come abbiamo detto, è l'Ottocento, il Risorgimento. Ma allora, da quando Udine viene annessa, il Friuli vengono annessi al Regno d'Italia, qual è la storia politica di Udine, almeno fino alla Prima Guerra Mondiale, poi al fascismo? Il fascismo ovviamente cambia tutto. Quindi qual è questa Udine che poi è poco raccontata, no? Sì. Del vescovo che si barrica nel palazzo, del deputato Girardini, che era Giuseppe Girardini, che era molto popolare. Gatto Luzzatto, anche, che era radicale anche lui. Come diceva, una storia vivace che vede in campo tutte le forze politiche dell'epoca, che in libri precedenti ho avuto modo di raccontare. In un testo di Tessitori dice che Udine, di Tiziano Tessitori, diceva che Udine era amministrata e comandata dai massoni, era così? Forse è un giudizio un po' troppo radicale, però una forte influenza sì, l'abbiamo detto prima, della massoneria sì. Io però vorrei dire una cosa su questo, non dobbiamo immaginare la massoneria pensando alla P2, no? Tanto o cose del genere, ecco, era una massoneria diversa, quella risorgimentale. Non la voglio né propagandare né di niente, ma era completamente diversa, altri ideali, altri presupposti, altri legami e via dicendo. Poi ovviamente, come tutte le associazioni, aveva i suoi lati discutibili e col tempo peggioreranno. Però attenzione, se voi studiate il Risorgimento, quasi tutti i grandi protagonisti del Risorgimento erano affiliati alla massoneria, che era altra cosa da ciò che intendiamo noi oggi per massoneria. Comunque di sicuro c'era questo aspetto di grande lotta allo Stato clericale. Da lì la polemica durissima della stampa invece cattolica, sì, nei confronti sia degli ebrei sia che dei massoni, eccetera. Se eri ebreo
massone e socialista, come capitava in alcuni casi, insomma. praticamente era come l'appestato, diciamo, no? E ce n'erano, perché alcuni del Luzzatto diventano addirittura socialisti, quindi le forze in campo c'erano i liberali moderati di stampo ancora cavouriano, il giornale di Udine, no? Il giornale filogovernativo, per dire, quelli un po' più progressisti, liberal progressisti, la Patria del Friuli, no? Poi quelli radicali che erano l'estrema in Parlamento, dette, no? L'estrema sinistra in Parlamento, Riccardo Luzzatto, Girardini e altri avevano il giornale Il Paese, no? Poi c'era il Friuli, un altro esponente che stava una via un po' di mezzo, e poi viene fuori anche il Lavoratore Friulano, che era il giornale dei socialisti, questo a inizio Novecento, dopo qualche tentativo di giornali precedenti. Quindi il quadro si arricchisce man mano anche di un forte dibattito, come dicevamo prima, di una storia che poi però viene interrotta dalla prima guerra mondiale. I radicali hanno avuto per molti anni sopravvento qua a Udine. Esatto. Appunto Girardini era. Per cui una delle cose, avendo un po' di tempo, è sicuramente di leggere il libro, ma poi anche di andare a vedere la lapide di Paolo Sarpi, che quando passi lì dovresti sollevare gli occhi, però non la guardi mai, ed è una lapide molto particolare, se la leggete dice, ma dove sono? Poi andare in cimitero, la cappella comunque dei Luzzatto è molto interessante, perché bisogna appunto andare dentro e per ogni personaggio c'è nella sintesi della lapide il racconto di che cosa hanno rappresentato. Però a te personalmente, ecco, una domanda forse un po' curiosa, nel senso che qual è quel personaggio che ti ha appassionato di più nel cercare i documenti, nel raccontarlo? C'è qualcosa che emerge rispetto a questa famiglia? Allora, sicuramente Riccardo è quello più ricco di storia, no? Va bene, però credo che veramente un personaggio da approfondire più di quanto è stato fatto fino ad oggi è Fabio Luzzatto, che poi va fino a metà del Novecento in realtà. Ma lì veramente sono stati scritti da parte mia, di un altro studioso, alcuni piccoli saggi. È un personaggio che andrebbe approfondito, che ci fa percorrere tutto l'inizio del Novecento fino alla metà e che ci fa vedere anche tutti gli intrecci fra ebrei, fascismo, antifascismo, l'Ovra, le persecuzioni razziali, fino alla Repubblica e alla parte che lui ebbe anche poi inizialmente nella Repubblica. Quindi veramente grazie a lui ripercorri tutta la prima parte del Novecento. È una storia che si può ancora raccontare. Si può raccontare, esatto. Sì. Io ho raccontato un po' la sua storia in un giorno della memoria qualche anno fa a Udine, così in una conferenza, però appunto ci vorrebbe qualcosa di più e chissà, vedremo. Tu citavi prima il nome del professore che nel 1931 fu tra i pochi, non so quanti, ecco questo qui, no? Che non sottoscrisse questa... Lì l'aveva un po' riscoperto Giorgio Boatti, che era un giornalista storico, in un bel libro che raccontava proprio le storie dei 12 che dissero di no al Duce, no? E lì era rivenuta un po' fuori la storia, poi ma era di Udine sto qua, allora dobbiamo, insomma, rispolveriamolo qui, no? Tutto sommato. Quindi... Cosa dice? Ascoltiamo il brano di cui dicevi prima, sì, allora, dove sapremo tutto di questo, ecco. Tutto no, a dire il vero, no, però cose di questo Grazie a Dio Luzzatto, che credo è un brano che possa far piacere anche all'amministrazione comunale, perché potete vedere un vostro antenato anche nella carica, un vostro omologo, no? di tempo fa, con tutte le sì, non so tanto, adesso comunque alzo la voce, con tutte le cose che fece, i ruoli che svolse, ma non tutti in realtà, qua c'è solo una parte, però ci dà un'idea. Alla fine troverete quella frase di cui vi dicevo coglietela proprio alla fine della lettura. Chiediamo adesso a Alessandra se vuole venire a leggere. Grazie a Dio Luzzatto non solo si distinse tra le frange laiche e liberali impegnate nel Risorgimento, ma costituì anche solide attività produttive e commerciali che gli permisero di integrarsi agli alti livelli della borghesia udinese. Negli anni eroici aveva partecipato, tra le tante cose, ai moti insurrezionali del 1848 a Vienna, dove all'epoca si era temporaneamente stabilito, mentre nel 1857 aveva compiuto, per conto del Regno di Sardegna, una missione diplomatica in Francia, approfittando del fatto che vi si stava recando in viaggio di nozze. Cavour, infatti, incontratolo a Torino, lo aveva incaricato di consegnare alcuni atti riservati all'ambasciata di Parigi. Oltre a Cavour, il nostro Luzzatto fu vicino a diversi altri principali protagonisti del Risorgimento, in primo luogo Garibaldi e Lajos Kossuth.
Non fu dunque un caso se in occasione della grande esposizione provinciale udinese del 1883, allorché Graziadio rivestiva la carica di facente funzione di sindaco, in piazza Garibaldi si decise di far sventolare la bandiera ungherese. La sua attività pubblica fu giudicata illuminata e moderna, soprattutto in merito al riordino dell'amministrazione comunale, ma anche ai servizi di igiene, della pubblica istruzione e di gestione interna. Agli albori del Friuli italiano, inoltre, fu cofondatore, a fianco del commissario del re Quintino Sella, che lo teneva in alta considerazione, della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione per gli operai in Udine, e prestò sia consiglio sia aiuto finanziario ai primi sforzi di organizzazione cooperativa operaia, ispirandosi ai concetti più elevati del liberalismo. Né trascurò mai le opere sociali e assistenziali locali o il contributo a numerosi sodalizi e istituzioni. Nel 1873, assieme ad altri stimati imprenditori, figurò tra i soci fondatori della Banca di Udine, di cui fu dapprima consigliere d'amministrazione, poi vicepresidente e infine, nel 1902, per pochi mesi prima della scomparsa, presidente, in sostituzione di Carlo Kechler, deceduto poco tempo prima di lui. Fu inoltre fautore del fondamentale canale irrigatorio friulano Ledra Tagliamento. Imprenditore capace e accorto, si distinse per la sua proverbiale operosità, al punto che, per quanto assai malfermo di salute, sino a poco prima della morte continuò a recarsi ogni giorno prima dell'alba a Goricizza e a Pozzo, presso Codroipo, dove nel 1870 aveva fondato stabilimenti serici di rispettabili dimensioni, nei quali ricopriva un ruolo di primo piano il figlio Ugo. Nel 1883 la Patria del Friuli scrisse: «Dacché il commendator Pecci le presentò le sue dimissioni, l'assessore Luzzatto firma quasi tutti gli atti del comune. Il Luzzatto, in consiglio, prese di rado la parola e, invece di fare lunghi discorsi, espose le sue idee nella forma d'un dispaccio telegrafico, ma nella conversazione privata è molto loquace e avvezzo a sottilizzare quei suoi ragionamenti. E ci dicono che nelle sedute della Giunta egli abbia assunto la parte che nell'antica municipalità di Udine era assai importante, cioè quella del contraddittore, per analizzare la questione da tutti i lati ed esporre tutte le possibili obiezioni. Nelle sue funzioni di assessore è di una diligenza inappuntabile e prima di firmare un atto chiede su di esso le più minute informazioni. Il Luzzatto, nel nostro Consiglio cittadino, rappresenta poi la libertà di coscienza. Egli non è cercatore di popolarità, anzi, quando ritiene una cosa conforme all'interesse o al decoro del comune, volentieri assume l'incarico di esecutore delle deliberazioni della Giunta. Ai suoi funerali, il giureconsulto, amministratore civico e deputato liberal progressista per Udine Giovanni Battista Biglia, parlando a nome del Consiglio d'amministrazione della Banca di Udine, fece seguito al sindaco di Udine Michele Peressini e ricordò Graziadio così: in lui si verificava il felice accoppiamento delle doti caratteristiche dei friulani, tra cui nacque, e della stirpe israelita a cui apparteneva. Io lo vedo ancora, specialmente negli ultimi mesi, strascinante a malapena il corpo disfatto sulle gambe vacillanti. Lo vedo ancora, la faccia smorta e pallida, salire le scale della banca e là prendere esame d'ogni cosa e su tutto esprimere il suo consiglio con perfetta lucidità, senza che un tremito della voce o un moto della persona tradisse l'interno dolore. Così, a una folla che reclama solo diritti, egli rispose adempiendo fino all'ultimo il proprio dovere.
Ecco, siamo penso quasi in conclusione, adesso come promesso prima l'assessore concluderà, però appunto do la parola a te per chiudere questa. Sì, volevo solo far notare, no, la frase l'avete sentita, questo felice accoppiamento, no, della tempra friulana con la stirpe israelita. Ecco, questo felice accoppiamento che poi il fascismo volle spezzare. Questi erano i nemici della patria, capite? Gente che fino all'ultimo giorno prima di morire si spendeva negli ospedali per curare i soldati o andava a discutere le questioni della banca di Udine perché vivevano qui ed erano cittadini di qua. Questo è ciò che la Shoah ha voluto distruggere e purtroppo in buona parte ci è riuscita. Non del tutto, perché come abbiamo visto poi una progenie è andata avanti, ma tanto è stato distrutto, appunto che qua a Udine oggi lo sappiamo, la comunità ebraica è molto ridotta e il motivo sta lì, la genesi di questo sta nella Shoah che in questi giorni ricordiamo. Già che avevi citato poi lo Stellini, e vedo dei colleghi, io insegno a scuola dello Stellini, volevo ricordare che praticamente tutti i Luzzatto frequentarono il liceo classico Stellini, così era un'altra nota locale. Grazie, do la parola all'assessore. Grazie. Sì, do la parola all'assessore, dobbiamo applaudirgli però. Sì, grazie. Allora, siccome Luzzatto parlava per dispacci in giunta, io vedo di stringere i tempi perché ormai l'ora è avanzata. Qualche considerazione, prima un ringraziamento all'editore, alla nuova base per questa nuova bella iniziativa editoriale che spero possa conseguire il successo che merita anche nelle vendite, e poi al professor Valerio Marchi che qui ci ha proposto questa storia affascinante. Era tutta la sala piena, vuol dire che c'è grande interesse. E poi a Paolo Medeossi, che è l'ultimo 8 e mezzo, sapete il suo libro, no? Che ci racconta questa storia. Mi viene da dire che forse il più bel libro di storia che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni è proprio la nostra città. Se noi cominciamo a percorrerla, a frequentarla, e dico poi a noi amministratori a tenerla bene, a valorizzarla, a promuoverla, possiamo percorrere praticamente da Castellieri, dai, andiamo, però superiamo quella fase là, diciamo dal Medioevo in poi abbiamo tutti i periodi storici e abbiamo delle persone straordinarie, delle vicende straordinarie di questa città, che non è una città piccolina, marginale, provinciale, anche è stata effettivamente piccola tanto tempo eccetera, però dopo è cresciuta e ha delle relazioni straordinarie, perché queste famiglie che vivevano qua dialogavano con tutte le famiglie più importanti di qualsiasi territorio, perché poi spaziavano al di là di quelli che erano le barriere territoriali che poi di volta in volta si creavano. È bello questa riscoperta della storia, quindi, però perché, chiedo al professor Marchi, abbiamo questo interesse per la storia? Perché abbiamo interesse per il nostro presente, capire da dove veniamo, capire dove andiamo. E allora, visto che si approfondiscono queste cose, richiamo alla Shoah, abbiamo inserito questa presentazione all'interno delle iniziative che il Comune, assieme a tante altre associazioni, promuove nell'anniversario della giornata della memoria. Noi dobbiamo ripetere quello che ha detto oggi Mattarella, che è giù appunto a celebrare con tanti altri, cioè ricordarsi sì va bene, ma non solo ricordarsi per impegnarsi, per vivere questo presente, costruire quella che è una dimensione diversa e naturalmente sapete a cosa mi riferisco. Qualche altro dispaccio, le tombe delle famiglie ebree di Udine purtroppo alcune sono molto malmesse. Adesso la tomba da Ronco ai suoi eredi, e forse ci stanno già lavorando perché non è ebreo. La tomba dei Luzzatto dobbiamo vederla, le tombe dei Vasevi sono abbastanza malmesse, voi sapete lì come sono, e quindi questo è un impegno che io mi prendo qui
perché dobbiamo anche come amministrazione intervenire su quello che è il cimitero monumentale di San Pietro a tutela di questo, perché sono delle tombe anche di alto valore artistico, sono delle tombe che hanno, oltre che un significato per la memoria che contengono, anche per quella che è la vera espressione artistica. E anche su Bonaldo Stringer dovremo necessariamente anche lì. Non ha un grande valore artistico, però la volle lui in quel modo, semplice, spoglio, perché c'è solo sta croce dove voi la vedete eccetera, però ha un significato anche quella. Sì, non siamo, come dire, per quello io dico, ribadisco, al di là del fatto della memoria, proprio come valore come dire, architettonico e artistico. E poi ancora saluto qui, mi permettete, 2 ex assessori del comune di Udine. Ho salutato prima l'avvocato Damiani, adesso saluto il dottor Aldo Aris. Ecco, Udine ha questo grande patrimonio che è il Museo del Risorgimento. Allora, in questo anno e mezzo di incarico abbiamo riproposto l'allestimento della Galleria d'Arte Antica. Abbiamo riproposto l'allestimento e ampliato il Museo di Storia della Fotografia, il Museo dell'Archeologia era già a posto, manca la sezione Risorgimento. Abbiamo già fatto un progetto per qualificare, purtroppo gli spazi sono pochi. Perché è molto angusta, disperdere le collezioni, e faremo una riflessione magari anche a chi vorrà, come dire, condividere dal castello in altri luoghi, non so se sia conveniente, non lo so, non sono riuscito a darmi una risposta io ancora. Nello stesso tempo però avere questo patrimonio, che è un patrimonio interessantissimo di Cimeli, quello del Risorgimento, e magari completarlo aggiungendo fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi all'ultima grande guerra del Risorgimento italiano, forse potrebbe avere un senso per la città di Udine, che è stata la capitale della guerra, perché abbiamo visto che abbiamo tantissime cimeli e poi c'è tantissima volontà di costituire anche qui, ho visto da parte di alcune realtà locali questo museo della Prima Guerra Mondiale. Appunto ci sono stati gli anniversari, i centenari e via dicendo, e forse potrebbe essere, come dire, una riflessione, un impegno che si potrebbe, come dire, cominciare ad approfondire. Nel frattempo però, perché non bisogna aspettare sempre, abbiamo già avviato uno studio, abbiamo già, come dire, predisposto le apposite linee di finanziamento per sistemare il Museo del Risorgimento. Io quindi spero che l'anno prossimo anche quella parte del museo possa essere aggiornata. E poi ci sono tantissimi cittadini, associazioni eccetera che seguono e sviluppano la ricerca sulle tematiche del Risorgimento, che è una pagina straordinaria di storia. Allora prendiamo esempio da questi cittadini così intraprendenti, da questi patrioti così appassionati, per far sì che la nostra città non sia solo il problema, come dire, edificatorio, della viabilità eccetera, e diventi soprattutto una comunità, quindi che sia sì urbs ma anche e soprattutto civitas, perché siamo noi che la facciamo la città. Quindi io ringrazio, perché interpretando appunto lo studio della storia come impegno per il presente, questi esempi ci stimolano ad essere effettivamente presenti nel nostro essere e poi partecipare anche dell'essere degli altri, evidentemente, no? Perché altrimenti non potremmo definirci civitas come abbiamo detto. Euroregione News.